Di nuovo insieme per questa puntata del Campionato Italiano del Gusto, un percorso sensoriale alla scoperta delle bellezze del territorio. Ad organizzarlo, come sempre, l'agenzia Turismo FVG, ma soprattutto le due squadre a confronto, l'Udinese con il Bologna, quindi due città, due regioni dalle grandi tipicità gastronomiche ma anche dai grandi contesti turistici. Non ci resta quindi che scoprire il tutto iniziando dalle cucine. Venite con me. Per la formazione dell'Udinese questa volta andiamo a Marano Lagunare, esattamente ristorante ai Tre Canai, Giorgio Dal Forno. Che formazione ci schieri? Un involtino di lattuga con sarde, mozzarella e peperone. Quindi una formazione vincente. Come si fa? Si fa con della lattuga di mare, si prende, si lava accuratamente e si asciuga. Si spina una sardina, si levano l'interiore, la testa e la coda, si mette un pezzo di peperone e un pezzo di mozzarella, si sala, si pepa, si richiude il tutto, si crea un involtino e poi viene fritto naturalmente. Beh, mi sembra che sia una formazione che punta a vincere, no? Naturalmente vincente. Ecco, allora io ti ringrazio, noi adesso però andiamo a scoprire anche la formazione del Bologna. Per la formazione invece del Bologna abbiamo Mauro Fabbri, ristorante Diana, un ristorante storico. Esatto. Senti, ma che formazione schieri quest'oggi? Ma la formazione precisa non lo so però che ho una punta di diamante che è la lasagna verde alla bolognese, un piatto assoluto. Si parla di sfoglia verde condita con spinaci per dargli la tonalità del verde, besciamella e ragù alla bolognese. Primo strato di sfoglia, mettiamo la besciamella, il ragù, il parmigiano reggiano. Tocco finale, queste ovine praticamente sono le uova di gallina non fecondate, non è il rosso dell'uovo, bensì un uovo vero e proprio che viene cotto, lessato e poi pelato e messo sopra come guarnizione. Io ti ringrazio, quindi abbiamo sentito le formazioni, adesso invece andiamo a sentire anche i coach di entrambi le squadre. Abbiamo visto le formazioni, però non ci resta che verificare le due tattiche e chi meglio dei due coach ce le può spiegare, ma iniziamo proprio dal presidente della FIP di Bologna, Palmirani Eros. Insomma, Eros, che tattica userete quest'oggi? Senz'altro una tattica d'attacco, perché in campo abbiamo un eccezionale giocatore che è conosciuto in tutto il mondo. Avremo una tattica avvolgente, profumata, perché la lasagna, che così si chiama il giocatore, vero? È avvolgente con la sua besciamella, con i suoi ragù e poi le ovarine, guardate che meraviglia, i sapori daranno ragione senz'altro al nostro attacco. Hai sentito la tattica loro, Sergio? Noi invece rispondiamo, se non sbaglio, con una tattica di mare. I nostri giocatori si chiamano alga, si chiamano sardina, si chiamano peperone, si chiamano seppia, questi sono i nomi dei nostri giocatori, quindi rispetto a squadre che vengono sempre più agguerrite, noi saremo altrettanto agguerriti e li aspetteremo, poi contrattaccheremo per vincere anche questa volta. Questo è il profumo della laguna di Marano, rispetto ai nostri mari, rispetto alla laguna. La laguna l'avete vista voi come territorio, venite a vederla se non l'avete vista, perché è assolutamente una delle peculiarità del Friuli Venezia Giulia. A questo punto abbiamo sentito le tattiche, non ci resta che andare a verificare attraverso anche gli ospiti chi vincerà questa splendida partita. Abbiamo due ospiti speciali in questa partita, soprattutto due ospiti che arrivano da lontano. Alla mia sinistra Mauro Ferrari, pensate, ricercatore a livello mondiale a Houston, che però è di origine udinese, vero Mauro? Certo, con grandissimo piacere, che piacere essere qua a vedere l'Udinese a questo campionato del gusto. Io sono 30 anni che sto in America e come non sono il primo friulano forse andare all'estero, si sa che noi friulani siamo sempre libers di scugnilà, come si dice. 30 anni di ricerca e di medicina in tante parti degli Stati Uniti del mondo, ma per me ogni domenica comincia davanti al televisore, col fuso orario le partite sono alle 8 di mattina, a guardare l'Udinese e a fare il tifo e a ricordarsi dei grandi valori friulani. Invece alla mia destra un'amica, una collega, ma soprattutto una miss. Anche a te piace spesso parlare, mangiare e ritornare in Friuli, no? Sì, specialmente i fevelà, parlare in friulano. Infatti io sono nata e cresciuta in Venezuela, no? Mio padre è uno dei tanti emigrati, però sempre ci ha parlato in friulano. Anch'io ho questa passione e soprattutto delle
del territorio. Infatti sono anche testimonial di un progetto Femines Furlanes Fuertes, quindi che mi ha portato anche a riscoprire, no, molto più nelle radici di questa regione fantastica che ad ogni angolo ci fa veramente assaporare, degustare e non solo sentire anche delle sensazioni fantastiche. Io ti ringrazio anche a te Barbara, abbiamo visto questi ospiti speciali, adesso però dobbiamo capire anche chi ha vinto questa splendida partita. È stata una bella partita, no Bruno? Sì, è stata una bella partita, sono stato semplicemente il presidente di questa giuria che ha articolato poi attraverso i voti le proprie preferenze. Ed è singolare il fatto che sia finito in parità questa partita. L'Udinese, da parte di molti tifosi, è una squadra in qualche maniera accusata di fare troppi pareggi. Il Bologna invece in tutto il campionato finora non ha mai pareggiato fuori casa e quindi vedi anche questo dà un sapore particolare a questo verdetto. Fabrizio Nolis insieme al grande e mitico Bruno Pizzol vi saluta alla prossima puntata. Mandi! Ciao!